Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, venerdì 14 aprile, Sant'Abbondio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel mistero pasquale hai offerto all'umanità il patto della riconciliazione, donaci di testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite e mangiate. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù risorto appare molte volte ai suoi discepoli, e questo è un fatto un po' strano. Infatti, se da un certo punto di vista è una cosa positiva, perché abbiamo la conferma che non è stata un'allucinazione passeggera, ma Gesù è veramente risorto. E tuttavia è difficile capire come mai sia stato necessario apparire tutte queste volte. Come mai gli apostoli hanno avuto bisogno di tutte queste apparizioni per credere? E perché, nonostante tutto, fino al giorno di Pentecoste, non hanno avuto il coraggio di cominciare ad annunciare una cosa così importante come la risurrezione? Non dobbiamo stupirci, perché la loro difficoltà corrisponde alla nostra difficoltà. Anche noi abbiamo momenti intensi di fede, momenti in cui tutto procede a gonfie vele, le nostre reti si riempiono di pesci e sentiamo che Gesù è con noi. Non stiamo nemmeno a farci domande, perché tanto, quando sentiamo la sua presenza, questo già ci basta, perché Lui è con noi. Ci sono però altri momenti in cui Gesù non si sente. A riva non si vede nessuno. Le reti sono vuote e nemmeno con fatica si riesce a pescare qualcosa. Ma ecco una cosa interessante, che Gesù, dopo essere apparso a riva, sulla riva del lago, prepara da mangiare per i suoi discepoli. Anche per noi Gesù prepara una mensa, e lo sappiamo tutti che questa è l'Eucaristia, il pane del cammino, un punto di riferimento certo per incontrare il Signore risorto.
anche nei momenti in cui facciamo fatica a sentirne la presenza. Anche noi quindi, quando non riusciamo a trovare Gesù da nessun'altra parte, sappiamo che c'è sempre un luogo sicuro di incontro, e questo è proprio la celebrazione dell'Eucaristia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti alla comunità per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Ecco Beppe. Bravo. Buongiorno a tutti, sono molto felice di entrare nelle vostre case anche questa mattina e soprattutto di augurare a tutti una serena giornata. Io so che ci sono tanti amici, tanti fratelli, tante sorelle che stanno vivendo un momento particolare perché leggo i vostri Il tempo? messaggi, leggo le email e ormai alcuni li conosco bene bene bene, alcuni stanno affrontando una dura lotta, una dura battaglia. Ma augurare una serena giornata significa ti ricordo, fratello mio, ti ricordo, sorella mia, di vivere anche questo giorno in compagnia di Gesù, alla sua presenza. Ecco, se hai un momento di dispiacere, se hai un momento di sconforto, se hai un dubbio, se hai un tentennamento, accanto a te, volgiti a Lui, magari contemplando il crocifisso e di Signore, sono in una grande tribolazione, non mi abbandonare, abbi pietà, misericordia. E poi, ecco, invocate Gesù con il Signore con il Salmo 117. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Il Signore ci ama e siamo quasi vicini alla festa della Divina Misericordia. Diciamo con amore e con fede, Gesù, confido in te. E allora affidiamo nella preghiera a Gesù e a Maria questa giornata, tutto ciò che faremo, tutti i nostri limiti, tutte le nostre preoccupazioni e problemi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, vorrei ricordare a tutti gli amici di Lamezia Terme e dintorni che oggi riprendono le presentazioni del libro La speranza che cerchi e ci ritroviamo nel complesso parrocchiale di San Benedetto, ovvero la concattedrale di Lamezia Terme. Alle 17:30 la presentazione del libro e poi ci sarà la Santa Messa nella novena alla festa della Divina Misericordia. Ciao a tutti, buona giornata. Oggi si festeggia Santa Liduina, la mistica olandese vissuta nel XIV secolo e protettrice dei pattinatori. Bello sport! Il suo nome dal celtico Liduvina, latinizzato in Liduina, significa bella e gioiosa, come lo era questa santa. La storia dei santi e dei martiri è bella perché varia e imprevedibile. Quando tutto sembra di essere chiaro, quando sembra di aver capito tutto su un modello, su un personaggio tipico che ha raggiunto la santità perché è passato attraverso determinate vicende, ecco che dal nulla sbuca una figura nuova, una figura anonima, silenziosa, apparentemente insignificante, come Santa Liduina. Una vita trascorsa nella sofferenza e nel dolore, esperienza che avrebbero potuto invece portarla alla scelta della morte o comunque a inaridire la sua anima, come talvolta succede quando non la si accetta. Invece fu proprio quel dolore, lo stesso dolore, la stessa sofferenza a rendere santa la nostra Liduina. Uno dei passatempi preferiti di Liduina, poi divenuta santa, era pattinare insieme alle sue amiche. Il villaggio di Schiedam, dove era nata, ben si prestava a questa attività. Gli inverni erano molto lunghi, rigidi, e i giochi sul ghiaccio erano quanto di più naturale potesse esserci. Un giorno però, mentre stava pattinando, Liduina perse l'equilibrio. Cadde a terra e non riuscì più a alzarsi. Venne immediatamente soccorsa e portata a casa, sistemata nel suo letto. Non si sarebbe però mai più alzata da quel letto. Le fu diagnosticata una frattura alle costole, ma il peggio purtroppo doveva ancora venire. A partire da quel momento una serie di malattie continue e dolorose si abbatterono sul suo giovane corpo, riducendola al fantasma di se stessa. Liduina aveva una grande fede, ma quelle disgrazie le sembravano comunque una vera ingiustizia. La vita le si era come abbattuta contro di lei, come un fiume in piena, senza darle nemmeno il tempo né la possibilità di reagire. Allora Liduina chiese a Dio un segno, una dimostrazione. Non era una forma di debolezza, sono infatti molte le figure dell'Antico Testamento che si rivolgono a Dio implorando la sua fiducia. E il Signore volle premiarla, comprendendo la sincerità del suo animo. E che cosa avvenne? Avvenne che l'ostia consacrata comparve sopra la sua testa di fronte ai parenti che circondavano il letto della malata. Per tutti questo è stato come un segno inequivocabile. Liduina era stata visitata dal Signore e quel segno lo confermava. Il sacerdote però che frequentava abitualmente quella famiglia parlò di un fatto dettato, di un fatto demoniaco,
Parlò di demonio e di esaltazione, rivolgendosi addirittura al vescovo del villaggio. Ma questo suo gesto, questo suo sospetto, gli si ritorse contro, perché a casa della fanciulla fu inviato da parte del vescovo un altro sacerdote che invece la considerò una figlia prediletta dal Signore. Tutti si recavano da lei in visita e tutti ricevevano consolazione e parole di conforto. La sua casa divenne così il luogo della speranza. Nobili e alti prelati, genti del popolo e anche furfanti della peggiore specie, tutti si alternavano attorno al suo letto. C'era chi ricorreva persino al travestimento pur di non farsi riconoscere, ma Liduina, che vedeva oltre, sapeva sempre di chi si trattava, fingendo di non accorgersi di nulla. Si racconta che un giorno Liduina, stanca di soffrire, cominciò a cedere e a pensare di essere stata abbandonata da Dio. Ma un uomo, braccato da un altro che lo voleva uccidere, si rifugiò nella sua camera. L'avversario, correndo, entrò anch'egli, ma per miracolo vide solo la malata e non vide il suo avversario. Dopo che se ne fu andato, Liduina si rese conto che Dio era sempre con lei. Si racconta anche, e questo è un altro segno, il definitivo, che fu proprio un sacerdote che, sentendola lamentarsi, le disse di meditare la passione di Cristo. Forse, gli disse, la sua era quella vocazione di offrirsi, di pagare i debiti per i peccatori. E così Liduina eseguì ed entrò nella vita mistica. Furono molte le apparizioni, le visioni della Vergine e di Gesù che ebbe questa santa. Liduina seppe in anticipo anche della sua morte, perché le venne annunciata in modo soprannaturale. Così questa santa si spense il martedì successivo alla Settimana Santa, dopo una vita trascorsa per intero dando conforto agli altri. E allora, mentre facciamo gli auguri a tutte quelle che portano il nome di Liduina, noi ci rivolgiamo a Dio con la seguente preghiera. Gesù, mia gioia e mio piacere, Gesù, mio cibo e nutrimento, Gesù, mia dolcezza, Gesù, conforto in ogni pena, Gesù, sole dell'anima mia, Gesù, diletto del mio spirito. Gesù, mia corona e premio, Gesù, mio trono di grazia, Gesù, mia certezza, Gesù, luce dei miei occhi, Gesù, stella polare dei miei sensi, cui devono affezionarsi. Gesù, dolce stilla di nettare, Gesù, caro bacio d'amore, mia speranza e mia parte, mio Salvatore e mia salute, Gesù, mia porta del cielo, mio aiuto in ogni luogo. Mio difensore dal nemico, mio rifugio e mio amico, mia fortezza e mio palazzo, mio caro oste ed ospite, mia fresca grotta estiva, mio amore, anima mia. Gesù, mia beatitudine, mia felicità in questo tempo, mio agognato paradiso, gloria e premio della mia vittoria, mio trionfo, mia vita felice, mio coronamento, mia esaltazione. Gesù, splendore delle mie opere, mia corona aurea d'alloro. Gesù, mia gloria e mio eterno canto nuziale. Gesù, sorgente di ogni gioia, Gesù, medicina dei miei dolori. Gesù, morte della mia morte, mio Redentore e mio Dio, mia gioiosa risurrezione e giubilante ascensione. Gesù, bontà increata, Gesù, vieni nell'anima mia. Amen.
Regina Celi letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi letare, Alleluia. quiaque meruisti portare, Alleluia. resurrexit sicut dixit, Alleluia. ora pro nobis Deum, Alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Correva l'anno 313. L'imperatore Costantino emette un importantissimo documento, l'Editto di Milano, con il quale viene concessa la libertà religiosa a tutti i culti professati nel territorio dell'intero impero romano. Com'era la situazione ad Aquileia in quel momento? C'erano già i cristiani? C'era già una comunità? Possiamo immaginare che non soltanto esisteva una comunità, ma anche che questa comunità fosse già molto fiorente, se è vero che il vescovo Teodoro, che era pastore di quella chiesa proprio in quel periodo, riesce a mettere in piedi in pochissimi anni, tra il 314 e il 320, il primo importante luogo di culto aquileiese. Si tratta di ciò che tutt'oggi possiamo vedere, i due bellissimi mosaici, quello della Aula Sud, che si trova all'interno dell'attuale Basilica Patriarcale, e quello dell'Aula Nord, che si può contemplare sotto le fondamenta del campanile nella cripta degli Scavi. Se c'era già un luogo di culto
così importante, così ricco anche di simbologie, così ricco e profondo, significa che evidentemente la comunità cristiana era già insediata da parecchio tempo. Probabilmente sul sangue dei martiri, molti di questi che avevano donato la vita per poter rimanere fedeli fino in fondo alla loro coscienza e alla loro appartenenza al messaggio cristiano. Alcuni vengono ricordati certamente più dalla tradizione che dai documenti storici. Pensiamo al primo vescovo Ermagora e al suo diacono Fortunato, oppure a Ilario e Taziano, oppure al monaco Largio e a tanti altri. Alcuni invece di questi santi martiri sono stati documentati anche dalla ricerca storica, come i giovanissimi santi canziani, Canzio, Canziano e Canzianilla. Un altro aspetto che certamente fiorisce quasi, ma che aveva già il suo seme prima dell'editto di Costantino, è il credo. Ad Aquileia si professava uno speciale simbolo, cioè un credo, che aveva sì alla sua base gli articoli del tradizionale simbolo romano, ma che aveva anche alcune sue caratteristiche specifiche legate alla situazione del tempo. Essendoci stati dei martiri, essendoci stati certamente almeno dalla metà del secondo secolo, se non prima, già i vescovi, i diaconi e i presbiteri, quindi una istituzione ecclesiastica, ed essendoci stato un simbolo, un credo specifico, possiamo certamente dire che la comunità cristiana aquileiese che incontriamo nella prima basilica teodoriana tra il 314 e il 320 è una ricca comunità, già ben insediata, già ben strutturata e anche già ben avviata su un percorso teologico molto specifico, particolare, originale, che la distingue da tutte le altre chiese del bacino mediterraneo. Ma di questo parleremo un'altra volta. Ciao, io sono Cristina. Io sono Mara e siamo qui nella bellissima Basilica di Aquileia perché si vuole rendere accessibile e quindi siamo qui perché insieme a tutti quanti, a tutto lo staff, stiamo cercando di capire quali sono gli step per far sì che questa bellissima basilica sia accessibile anche alle persone sorde. Ci vediamo presto! Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di oggi riporta un'altra apparizione di Gesù risorto. Un giorno, per iniziativa di Simon Pietro, i discepoli si recano sulla sera a pescare, ma la loro fatica risultò infruttuosa. Quando venne l'alba, stanchi e delusi, si prepararono al ritorno. Qualcuno però li chiamava a riva per chiedere qualcosa da mangiare. I discepoli obiettarono che non avevano preso nulla, ma lo sconosciuto li invitò a calare la rete sulla destra della barca, promettendo il successo. I pescatori ascoltarono quel consiglio e quando diedero i primi strattoni alla rete la sentirono pesantissima, al punto da non poterla caricare a bordo. Giovanni allora riconobbe il Signore Gesù. Giovanni è sempre il primo
il primo a credere nella risurrezione del Signore e il primo a riconoscerlo sulla spiaggia del mare. Giovanni è il primo perché è colui che ama di più. Al sepolcro Giovanni fu il primo a credere alla risurrezione di Gesù, ma lasciò che fosse Pietro ad entrare per primo nel sepolcro vuoto. Sulla barca Giovanni fu il primo a riconoscere Gesù, ma fu Pietro che per primo lo raggiunse buttandosi in mare. Giovanni è l'apostolo che ama maggiormente, Pietro invece è il capo degli apostoli. La pesca miracolosa narrata dal Vangelo di oggi simboleggia l'azione missionaria degli apostoli. Essi, per mandato divino, diventano pescatori di anime. Affinché questa pesca sia abbondante, bisogna rimanere uniti a Gesù. Senza di Lui gli apostoli non presero nulla, sulla sua parola fecero una pesca abbondante. Il racconto dice che gli apostoli pescarono 153 grossi pesci. Non è un numero casuale. Secondo le conoscenze dell'epoca vi erano 153 specie diverse di pesci. Ciò significa che l'apostolato della Chiesa sarà esteso a tutto il mondo. Significa che la misericordia di Dio abbraccia il mondo intero e nessuno è escluso dal dono della salvezza. Tutti sono chiamati a diventare figli di Dio. Anche il gesto di Pietro che si riveste perché era spoglio e si getta nell'acqua ha un preciso significato. Pietro, che aveva rinnegato il Signore, era come spoglio spiritualmente, ma si getta nell'acqua, simbolo di purificazione, e così può ricevere il mandato supremo di pascere le pecorelle di Cristo. Il brano del Vangelo di quest'oggi non riguarda soltanto gli apostoli, ma tutta la Chiesa. Riguarda ciascuno di noi. Anche noi siamo chiamati in modo diverso ad essere dei missionari, ad esercitare un'opera apostolica nel nostro ambiente, nell'ambito della nostra famiglia, nel luogo dove operiamo. Se pregheremo molto, eserciteremo un apostolato fruttuoso e attireremo a Gesù tanti fratelli. Dunque, non dobbiamo mai perdere di vista la preghiera, altrimenti il nostro non sarà autentico apostolato. Senza Gesù anche le nostre reti rimarranno vuote al termine della nostra vita, ma se le getteremo nel suo nome, ovvero se vivremo in comunione con Lui, la nostra pesca sarà molto abbondante. Il Signore ci darà la grazia di compiere molte opere buone. Come abbiamo già meditato alcuni mesi fa, chi si dedica all'apostolato collabora con Gesù per trasmettere alle anime la vita divina. L'apostolo è un semplice canale ed è incaricato da Gesù di attingere alla sorgente che è il sacro cuore del nostro Salvatore. Non siamo di certo noi a produrre la vita soprannaturale e a volte capita che ci si dimentichi di una verità così importante. Da questa dimenticanza derivano tanti disordini nella vita d'apostolato, tanto è vero che San Massimiliano Maria Kolbe affermava che l'apostolato cattolico talvolta diventa fonte di dissipazione. Diventa fonte di dissipazione quando si trascura la preghiera. Questo santo insegnava che il valore di ogni convento ove si svolge l'attività d'apostolato dipende dalla vita di preghiera e dal nostro personale avvicinamento all'Immacolata e tramite lei al Sacro Cuore di Gesù. Il disordine è ancora più grande se la verità, invece che risplendere, trova nell'uomo di azione un cuore che per il peccato o per la tiepidezza abituale sia in opposizione con Dio.
e in questo modo si attende la buona riuscita del nostro apostolato dalla nostra attività personale e dalla nostra capacità. L'attività febbrile si sostituisce all'azione di Dio. È come se noi volessimo fare a meno di Dio per comunicare Dio alle anime, ma le nostre reti rimarranno sempre vuote. O meglio, Dio confonde questi pseudo-apostoli con il paralizzare le loro opere di superbia o con il permettere che esse non producano altro che un miraggio effimero. Se veramente desideriamo che le nostre reti si riempiano, dobbiamo mettere al primo posto la vita di preghiera, che è una sorgente di attività alla quale nessun'altra si può paragonare. Con meno sforzo si ottiene un risultato di molto più grande. San Bernardo insegnava che non dobbiamo essere dei semplici canali, ma piuttosto dei serbatoi. Il serbatoio, senza vuotarsi, versa il di più che sempre si rinnova. Tanti, invece, si sforzano nel fecondare i cuori dei fratelli, restando loro all'asciutto. La fecondità nell'apostolato è frutto della grazia e la grazia ci è donata nell'umile preghiera. Per questo motivo la predicazione deve essere preparata e seguita dalla preghiera. Questo vuol dire gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. E così, cari fratelli e sorelle, al termine di questa meditazione, come al solito, do la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Migliaia di video contenenti riflessioni, etica, iniziative culturali, spiritualità, musica e persino humor e curiosità costituiscono il canale YouTube denominato Universo Interiore Piai Pier, fondato alcuni anni fa e gestito personalmente dallo scrittore cividalese Pierangelo Piai. I vari protagonisti sono giovani, adulti e persino anziani. Ogni video è stato preparato con cura personalmente. Testo, immagini, montaggio video ed audio hanno richiesto impegno e molto tempo. Parecchi video sono stati segnalati in tutta Italia e nel mondo da siti che trattano filosofia, etica, catechesi, cultura, spiritualità e solidarietà. Moltissimi video sono stati presi in considerazione da tanti altri canali e da numerosi siti laici e cattolici. Gran parte di questi video con relativo testo sono presenti anche nel blog www.mondocrea.it, sito dedicato a tutte le forme di creatività positiva. Gesù risorto non era un fantasma. Il fantasma rievoca qualcosa che è stato costruito dalla mente e che coinvolge in qualche modo anche il senso della vista. In realtà però non ha consistenza e non può interagire con gli altri sensi. Se Gesù fosse stato solo un fantasma non sarebbe realmente risorto col corpo. I redenti che risorgeranno in Gesù Cristo assumeranno il loro vero corpo, ma trasfigurato,
e non condizionato dalla dimensione spazio-temporale. Gesù prese una porzione di pesce arrostito e lo mangiò davanti a loro. Con la risurrezione della carne, i sensi corporali non vengono annullati, ma posti su un livello superiore della dimensione umana. Cristo risorto non aveva bisogno assoluto di mangiare, ma ha dimostrato ai discepoli di essere risorto col corpo e che poteva gestire i sensi come voleva. I redenti in Cristo non avranno più né fame né sete, ma potranno dominare i propri sensi in un corpo trasfigurato.
Godi e rallegrati, Vergine Maria. Alleluia. Perché, Signore, veramente risorto. Alleluia. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai donato la gioia al mondo intero, per intercessione della Vergine Maria, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore, eterna comunione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Confortato nella tua fraternità e misericordia, rinnovo la mia consacrazione a te, secondo la regola divina delle scuole della provvidenza. Per questo mi impegno a cercare prima di tutto il reverente Dio e la sua giustizia, e mi affido all'intercessione del nostro Padre San Luigi, del nostro protettore San Gaetano, di San Giuseppe e della Vergine Maria, Madre della Provvidenza. Amen. vieni, o Spirito Creatore, Visita le nostre menti e riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore e dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, sangue, Cristo dell'anima, vino della mano di Dio promesso dal Salvatore, tirare il tuo servo, suscita in noi la parola, si riduce dentro, chiama nel cuore, sana le nostre ferite, bastano le paure, vieni vicino al nemico, rendono la pace, da capire le principi del cipresere dannati, luce che deve la sapienza, spera cercare il mistero, di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. manda il tuo Spirito, Signore. Padre misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio vivo della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria, Benedite i nostri superiori,
Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. Benedetto è il Signore Dio di Israele, perché ha visitato l'evento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide il suo servo. A Dio Padre che in Cristo risorto fa risplendere a tutti gli uomini la speranza della vita nuova, si innalzi la nostra preghiera. Dio santo e fedele, che manifesti la tua misericordia a tutte le generazioni, rinnova nel nostro tempo i prodigi della Pasqua.
Purifica i nostri cuori con la luce della tua verità. Guidaci sulla via della giustizia e dell'amore. Fa risplendere su di noi il tuo volto, liberaci dal male e saziaci con i beni della tua casa. Tu che hai dato agli apostoli la tua pace, fa che essa regni su tutta la terra. Padre nostro, o Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci aiuti a testimoniare sempre la sua presenza in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sorelle e fratelli, per poter degnamente celebrare la presenza di Gesù in mezzo a noi, umilmente riconosciamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia di Dio. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel mistero pasquale hai offerto all'umanità il patto della riconciliazione, donaci di testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello storpio. Quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli. Con quale potere e in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta dinanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata la pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso or ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osavano domandare: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Pietro con i suoi amici, vediamo nel Vangelo che era un po' deluso. Ritorna a fare il mestiere del pescatore. È un po' come noi quando siamo delusi e non portiamo a nulla. Anzi, il risorto è il volto di tutti noi e noi dobbiamo testimoniare la vita, la speranza e la carità. Perché se torniamo a gettare le reti della carità, la Chiesa deve saperla fare senza attendere le varie altre situazioni, perché la carità è quella che convince maggiormente. E lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. Quando Pietro guarisce lo storpio, crea confusione nelle autorità che non volevano che Cristo fosse crocifisso. E proviamo a domandarci sempre: la carità è veramente coniugata al gratuito, di dare noi per primi ai nostri fratelli e poi condividere quello che abbiamo senza se e senza ma. Questo alle volte è difficile, perché quei 153 pesci grossi sono la moltitudine delle genti che verranno a formare la Chiesa. E la Chiesa si salva solo mediante la carità, perché quella carità
disturba anche il mondo civile. Giovanni e Pietro si completano a vicenda e offrono l'esempio di una fede autentica. L'uno intuisce la presenza del Maestro, l'altro si butta con prontezza nelle onde. Anche noi, dopo essere illuminati dalla scuola della parola, ci buttiamo in Dio con tutti i nostri bisogni e le nostre attese, i nostri desideri e la nostra preghiera. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Di fronte al Sinedrio, Pietro prende la parola lasciandosi guidare dallo Spirito Santo, perché nella Chiesa, Papa e Vescovi, sacerdoti e catechisti si mantengano alla scuola di colui che è la fonte di ogni verità e di ogni forza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Cristo si è umiliato accettando di essere trattato come una pietra scartata dai costruttori, perché tutti i battezzati nel suo nome sappiano seguire il suo esempio con sincerità e coraggio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre, perché sappiamo proclamare con la voce e testimoniare con la vita la signoria di Gesù sugli uomini e sul mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Cristo è con noi sino alla fine del mondo, perché sappiamo riconoscerlo e servirlo con religioso rispetto e con incrollabile fiducia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. A Cristo è stato concesso ogni potere in cielo e in terra. Chiami ora accanto a sé e renda partecipi della sua gloria di risorto tutti i nostri fratelli defunti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Gesù, vincitore della morte, che hai gradito la prontezza e l'ansia di Pietro, concedi anche a noi una santa sollecitudine nell'aderire ai tuoi inviti perché, superate le onde di ogni tentazione e difficoltà, possiamo incontrarti con fede pura e vivere in trasformazione e trasformante unione con te che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, o fratelli
e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella tua bontà, Signore, porta a compimento in noi questo santo scambio di doni pasquali, perché dall'amore per le realtà terrene siamo condotti al desiderio delle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, ma soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con le schiere degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e in particolare di Giorgio, Guerino e Augusta. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E anche noi, obbedienti alle parole del Salvatore e formati dal suo divino esempio, possiamo pregare. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa. Donnale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Alleluia, alleluia.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina. Quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A
cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna. Una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre d'acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana! E l'ognomone sono io! Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera, anche questo inventato a Pesaris negli anni 30, è il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la Vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la Casa dell'Orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose. Diventò papa. Ebbene sì, Pesaris conta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe. Ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. I
In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà e soprattutto l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Il cammino celeste inizia da Aquileia, attraversa la pianura del Friuli orientale e percorre le dolci colline del Collio, per proseguire nelle boscose ed aspre valli delle Alpi Giulie e giungere poi fino al santuario mariano di Monte Lussari. Il cammino celeste percorre soprattutto strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna.
I suoi 205 chilometri sono mediamente percorsi in 10 giorni, con tappe di alloggio ad Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Rifugio Montasio e Montelussari. Il cammino attraversa tra paesi e borghi ben 58 località della regione, dove si possono ammirare molte bellezze architettoniche. Case, palazzi, castelli, chiese e borghi storici immersi in una natura incontaminata e a volte selvaggia. Buon cammino! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trasmettiamo il Santo Rosario e preghiamo con i fedeli che sono qui presenti, ma siamo in comunione anche con tutti coloro che ci seguono e che vivono con noi questo momento di preghiera attraverso TV 2000. Intenzione di preghiera, tutti quanti ne portiamo nel cuore, le affidiamo a Maria, ma presentiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni di preghiera di coloro che sono in comunione con noi, mentre invochiamo Maria sotto il bellissimo titolo di Maria che scioglie i nodi. E questa sera meditiamo i misteri del dolore del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo.
Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, verso i figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, l'orata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Il Signore li condusse sicuri e diede loro speranza. I loro nemici li sommerse il mare. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, prima di celebrare questa divina Eucaristia, chiediamo umilmente perdono al Signore dei nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nel misterioso Pasquale hai offerto l'umanità e il patto della riconciliazione, donaci di testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli. Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo
altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e gli altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che Gesù disse loro: figliuoli, non avete nulla da mangiare? Risposero no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. E gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' di pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito su di noi. Apri la nostra mente, la nostra bocca, il nostro cuore a conoscere e amare il Signore. È lo Spirito Santo che porta la parola nei nostri cuori. È lo Spirito Santo che è il Signore e dona la vita. Qual è il messaggio di oggi che ci vengono dalle Scritture? Ecco, la prima lettura dagli Atti degli Apostoli, vediamo che Pietro e Giovanni vengono messi in carcere perché avevano guarito lo storpio. E gli chiesero: perché con quale potere predicate, con quale potere avete guarito quest'uomo? Sentite, no? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, sottolineiamo questo, non con la sua mente, la sua intelligenza anche, ma soprattutto pieno di Spirito Santo, cioè pieno di verità, di amore e di luce. E pieno di Spirito Santo dice: voi, capi, anziani, mi interrogate oggi, ci interrogate perché abbiamo fatto questo. In quale potere? Cosa risponde Pietro? Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. E Pietro continua: questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori ed è diventata pietra d'angolo. Attenzione cosa dice Pietro: in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Allora anche noi oggi, come cristiani, annunciamo che Gesù è l'unico Salvatore del mondo. Non ci sono altri. Il mondo non ne vuole sentire parlare di Gesù. Infatti Pietro dice: voi l'avete scartato. Nel nome di Gesù noi siamo salvati, siamo guariti. E quando il Vangelo dice che gli apostoli conobbero Gesù, San Giovanni dice a Pietro: è il Signore. Ecco l'atto di fede. Gesù è il Signore, Gesù è il Salvatore. Anche noi oggi dobbiamo gridare che la vera salvezza dell'umanità, dell'uomo, la mia, è Gesù. E proprio in questa Santa Casa dove la Madonna ha avuto l'Annunciazione e gli ha detto: tu lo chiamerai Gesù, cioè colui che salva. Allora non gettare via Gesù, non avere paura di Gesù, aprite le porte a Gesù. Questo è molto importante, Gesù. Delle volte magari abbiamo difficoltà a pregare e basta sedersi, anche quando si va in macchina, dire Gesù, Gesù. San Francesco d'Assisi, quando pronunciava il nome di Gesù, si leccava le labbra dalla dolcezza che provava. Allora, da questa Santa Casa anche oggi si grida a tutti gli uomini: Gesù è la nostra salvezza. Come San Pietro, pieno di Spirito Santo, dice: in nessun altro, attenzione, c'è salvezza, soltanto nel nome di Gesù. Ecco, noi abbiamo parlato di risurrezione.
Io non ho mai visto il Signore risorto, però faccio questa preghiera. Signore, non ho visto come Pietro e Giovanni le bende per terra e il sudario che ricopriva il tuo volto, ma io credo. Non ho visto la tua tomba vuota, ma io credo. Non ho messo come Tommaso le mie dita al posto dei chiodi, nella mia mano nel tuo costato, ma io credo. Non ho partecipato alla pesca miracolosa, come oggi il Vangelo dice, nel lago di Tiberiade, ma io credo. Sono contento, Signore, di non aver visto, ma io credo. Ecco, chiediamo alla Madonna questa fede nel Signore Gesù. Lei ce l'ha donato e in Lui troviamo la nostra salvezza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Lavami, o Signore, da ogni colpa, rendimi puro da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nella tua bontà, Signore, porta a compimento in noi questo santo scambio dei doni pasquali, perché dall'amore per le realtà terrene siamo condotti al desiderio delle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha dato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete
bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Padre Ferruccio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Pio, e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Uniti nella stessa fede, con la forza dello Spirito Santo, diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio,
credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Gesù disse ai suoi discepoli: venite a mangiare. Prese il pane, lo diede loro, alleluia. Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Su di voi, sulle vostre famiglie, sulla vostra vita, in modo particolare sui sofferenti, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, col tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù ed accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci al cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
A Bakhmut le truppe di Kiev sono circondate, dice il Cremlino, ma Wagner corregge, è ancora troppo presto per parlare di un accerchiamento completo. Tutti rilasciati gli indagati nello scandalo di corruzione che ha colpito il Parlamento europeo. L'ultima a lasciare il carcere sarà Eva Kaili. Giappone in allarme per il lancio di un missile balistico dalla Corea del Nord a Hokkaido, residenti invitati a mettersi al riparo. La battaglia per Bakhmut sembra essere vicina ad una conclusione, dopo mesi di combattimento tra l'esercito ucraino e le forze di Mosca, aiutate dal gruppo mercenario Wagner. Le versioni sul reale stato dei combattimenti però divergono. Secondo il Cremlino, le truppe di Kiev sarebbero ormai tagliate fuori dai rifornimenti di personale militare e di mezzi, e l'esercito russo sarebbe sul punto di concludere l'assedio, allontanando gli ultimi soldati ucraini presenti in città. Per il leader del gruppo Wagner invece è ancora troppo presto per parlare del completo accerchiamento di Bakhmut, anche se l'80% della città sarebbe già sotto controllo russo, compresi tutti gli edifici amministrativi. Affermazioni smentite dall'esercito ucraino, che riconosce di essere in una situazione difficile sul fronte di Bakhmut, ma senza parlare di sconfitta. Anzi, Kiev sottolinea le importanti perdite inflitte all'esercito di Mosca. Sarebbero circa 4.500 i soldati russi morti nelle ultime 2 settimane. Una dopo l'altra stanno uscendo di prigione tutte le persone coinvolte nello scandalo di corruzione che ha colpito il Parlamento europeo. Tra loro l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, considerato figura centrale della rete corruttiva, che ha firmato con la giustizia belga un accordo di pentimento con cui si impegna a rivelare il funzionamento dell'organizzazione criminale in cambio di uno sconto di pena. Per ora resterà in libertà vigilata, monitorato attraverso il braccialetto elettronico. Nella stessa giornata è stato rilasciato anche l'eurodeputato belga Marc Tarabella, che si è dichiarato sollevato per la possibilità di riabbracciare la sua famiglia, ribadendo di non avere nulla da rimproverarsi e di rimanere a disposizione delle autorità. L'ultima a lasciare il carcere sarà Eva Kaili. L'ex vicepresidente del Parlamento potrà tornare a casa in sorveglianza elettronica dopo 4 mesi. Era stata arrestata il 9 dicembre 2022, quando nella sua casa di Bruxelles furono trovate diverse borse piene di contanti. Ma su quel denaro, spiega il suo avvocato, non c'erano le sue impronte digitali. Elle dans un bon état psychologique et attend avec impatience le moment où la porte de la prison va ouvrir pour aller chez elle, abbraccer sa fille. A febbraio era stato rilasciato anche il compagno di Kaili, Francesco Giorgi, assistente parlamentare legato a Panzeri, che avrebbe confessato l'appartenenza a una rete criminale sovvenzionata da Qatar e Marocco per influenzare i processi politici europei. Kaili e Giorgi, che hanno una figlia piccola, vivranno in 2 abitazioni distinte. Sempre a febbraio era stato liberato senza condizioni Nicolò Figata-Lamanca, segretario generale dell'ONG No Peace Without Justice, mentre rimane agli arresti domiciliari in Italia l'ultimo degli indagati, l'eurodeputato del Partito Democratico Andrea Cozzolino. L'udienza per decidere sulla sua estradizione in Belgio è prevista il 2 maggio. Una scena tristemente famosa, Mohammad Mahdi Karami e Seyed Mohammad Hossein in tribunale in Iran. Sono 2 delle vittime di una tragica statistica nella Repubblica Islamica. Le esecuzioni della pena di morte sono aumentate del 75% nel 2022 rispetto all'anno precedente, secondo un nuovo rapporto di 2 organizzazioni per i diritti umani. Almeno 582 persone sono state condannate a morte l'anno scorso, è il numero più alto in Iran dal 2015 ad oggi. Le cifre sono aumentate durante gli ultimi mesi del 2022 in seguito ad un'ondata di proteste antiregime con successiva risposta repressiva. Le manifestazioni sono scoppiate a settembre per la morte di Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale di Teheran per non aver indossato correttamente il velo. Iran Human Rights e Together Against the Death Penalty dichiarano che più di 100 persone in Iran rischiano tuttora condanne a morte.
Le sirene d'allarme hanno risuonato nell'isola giapponese di Hokkaido questo giovedì mattina. Il governo ha invitato i residenti a mettersi al riparo dopo il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord. L'allerta è poi rientrata. Il proiettile non è caduto nelle acque territoriali giapponesi. 今回の発射行動は国際社会全体への挑発をエスカレートさせる暴挙であり、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。 In una stazione ferroviaria di Seoul, la notizia dei test effettuati dalla Corea del Nord arriva senza sorpresa, ma con rabbia. 국제사회에서 용납하면 안 되죠. 그거는 지금보다 더 가혹하게 제재를 해야 되겠죠. 지금 이거보다 지지해주거나 응원해주고 싶은 건 아닌데 약간 그것마저 포기하면 북한이 살 길이 힘들어지니까 그렇게 붙잡고 있는 거라고 생각을 하거든요. 그래가지고 Il lancio del missile è l'ultimo di una serie di test di armi proibite condotti dalla Corea del Nord. Prove di forza e di posizione intorno a Taiwan. La Cina continua a esercitare pressioni militari nonostante la conclusione formale delle recenti esercitazioni militari. Mercoledì Taipei ha rilevato 26 jet militari e 9 navi da guerra cinesi intorno all'isola. Le tensioni regionali sono anche alimentate dalle esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Filippine, le più grandi di sempre nel paese del sud-est asiatico. Circa 18.000 soldati sono mobilitati per l'operazione. La Cina ha definito il dispiegamento di uomini e mezzi nell'area una provocazione. La Germania ha lanciato un appello alla calma. Rolle spielen. Wir sind sehr besorgt über die Lage in der Straße von Taiwan. Von allen Beteiligten in der Region erwarten wir natürlich, dass sie zu Stabilität und Frieden beitragen. Das gilt ebenso für die Volksrepublik China. Durante una visita nei Paesi Bassi, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che non si unirà all'escalation verbale che accresce l'attrito nella regione. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. Ce n'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. La Cina rivendica Taiwan come proprio territorio e ha l'obiettivo di portare un giorno l'isola democratica sotto il suo controllo. Le ultime informazioni trapelate dai documenti segreti del Pentagono coinvolgono direttamente il segretario generale delle Nazioni Unite. Dalle carte si evince infatti che la Casa Bianca non avrebbe gradito l'atteggiamento di Antonio Guterres, considerato troppo aperto nei confronti delle richieste della Russia. Il documento trapelato si concentra in particolare sulla questione dell'accordo sui cereali, per il quale proprio le Nazioni Unite insieme alla Turchia avevano funto da mediatrici. Il segretario generale, per evitare una crisi alimentare mondiale, avrebbe spinto affinché i carichi di cereali potessero partire dalla Russia, nonostante l'export coinvolgesse alcuni individui colpiti dalle sanzioni economiche imposte dai paesi occidentali. Gran parte della fuga di notizie degli ultimi giorni ha riguardato d'altra parte proprio la guerra in Ucraina. I documenti riservati vanno dalle immagini che mappano le posizioni militari dell'esercito di Kiev fino al sostegno internazionale concesso a Zelensky. Si teme in questo senso che la fuga possa complicare i piani dell'Ucraina per una controffensiva. Я сподіваюся, що наші американські колеги зрозуміють, побачать ті помилки, які були допущені при цьому. З точки зору того, що там було викладено, знову ж це ж не все, це те, що нам, на жаль, дає медіа побачити. Є окремі моменти, але з точки зору демотивації нічого не змінюється. Все залишилось, як і є, і нам потрібно відвоювати нашу землю. Я вірю в Джо Байдену цілковито. Я знаю, що це людина надзвичайно досвідчена і дуже любить Україну. І я впевнена, що все буде ще краще. Il Pentagono ha avviato un'indagine interna per comprendere l'origine della fuga di notizie, ma per ora ha minimizzato le preoccupazioni circa possibili problemi con i propri alleati.
Questa è la storia di un ex astronauta americano, Scott Kelly, con una nuova missione da compiere, aiutare l'Ucraina. A ottobre è stato contattato da United 24, la campagna di crowdfunding globale lanciata dal presidente ucraino Zelensky per aiutare il suo paese. I think the reason I was asked, or I know the reason I was asked, is because it was, I think it was noticed that right from the very beginning of this war, I was very vocal on social media. Scott Kelly non ha esitato un secondo ed è diventato, insieme all'attore Mark Hamill e alla cantante Barbara Streisand, uno degli ambasciatori di United 24. In pochi mesi ha raccolto quasi $600.000 ed è stato in grado di acquistare 10 ambulanze dotate delle più moderne tecnologie. And as an astronaut on a spaceflight crew, there's always 2 crew medical officers. If you happen to have a physician on board, generally it's the physician will be one of them. But I was always one of those people, having had that previous background. So it's something that is kind of important, almost nostalgic to me. Nel novembre 2022 l'ex astronauta si è recato in Ucraina, ha incontrato bambini feriti negli ospedali e il presidente Zelensky. Scott Kelly ha effettuato 4 missioni nello spazio ed è sorpreso che il mondo non possa fare di più per aiutare l'Ucraina. And we have these problems on Earth, and I'm flying around the Earth on this $100 billion space station, arguably the most challenging, hardest thing we have ever done. And if we can do that, why can't we solve that problem down there? Bentrovati, un aggiornamento con il TG di 3B, partiamo dalle immagini che ci arrivano dalle Alpi, sembra Natale, in realtà siamo a metà aprile e difatti in questo giovedì mattina, molte zone di montagna a quote medio-alte ha fatto la sua comparsa la neve. Qui siamo nell'abitato di Livigno, Alta Valtellina, 1800 metri di quota, immagini dal drone con la bufera di neve che in queste ore sta interessando molte zone appunto non solo dell'Alta Lombardia ma anche del vicino Trentino Alto Adige. Andiamo a vedere difatti Solda nel comprensorio dello Stelvio, anche qui la neve, alcuni centimetri hanno imbiancato questa località di montagna posta quasi a 2000 metri di quota. Neve però anche sulle prealpi venete, in altopiano di Asiago, la neve è scesa sul monte Verena. Andiamo a vedere il satellite perché appunto la perturbazione sta interessando in queste ore tutto il centro-nord Italia. Ecco la banda nuvolosa sul nord-est, Lombardia e regioni centrali, piogge, rovesci e temporali. Nelle prossime ore in serata scenderà di latitudine verso sud, verso le regioni meridionali, con piogge e qualche temporale, specie sulla Campania. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la previsione per venerdì, ancora venti tesi, umidi da ovest, con variabilità e possibilità di piogge sulle regioni adriatiche, l'Appennino con neve in quota e basso versante tirrenico, il tutto con venti forti di maestrale. Al nord-ovest e sulla Sardegna invece torna il sole. Per quanto riguarda poi il weekend, nuovi minimi di bassa pressione dalla Francia si tufferanno sul Mediterraneo, quindi ancora instabilità, sabato e domenica, concentrata soprattutto al centro-sud. Possiamo vedere difatti come sabato peggiora nuovamente sulla Sardegna, sulle regioni centrali, poi via via anche il sud soprattutto domenica vedrà piogge e temporali. E il nord quasi del tutto saltato, qualche pioggia sul comparto alpino, il Piemonte e la Liguria. Dettagli maggiori e ulteriori approfondimenti scaricando l'app di 3B Meteo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri del dolore. Il primo mistero del dolore ci porta nell'Orto degli Ulivi. Gesù soffre fino a sudar sangue
perché prende sulle sue spalle il peso di tutti i peccati del mondo, un fatto inimmaginabile che soltanto Dio può sopportare, e affronta, aggredisce questo macigno di peccati con la forza dell'amore e rende possibile il perdono. Aveva accanto 3 apostoli, ma si addormentarono. Quante volte si ripete questa scena? Quando siamo indifferenti davanti al crocifisso o davanti anche alla Santa Messa, è come se ci addormentassimo anche noi. Mentre nell'Orto degli Ulivi arriva Giuda con i soldati del Tempio che vengono per arrestarlo. E pensate, era buio, Giuda sceglie come segnale un bacio. Bacia Gesù e gli dice: salve maestro. Gesù poteva rispondere: sei un verme, e invece risponde: amico. Con un bacio, con un segno di amore, tu tradisci l'amore più grande che ci sia, l'amore di Dio. Nella passione di Gesù non è mancato proprio nulla. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci presenta Gesù che viene flagellato. In verità, Pilato voleva liberare Gesù. Addirittura intervenne anche la sua moglie che gli mandò a dire: non comprometterti contro quel giusto, perché
stanotte in sogno ho tanto sofferto per lui. La convertita Gertrude von Le Forte si domanda: ma cosa avrà sognato la moglie di Pilato? E lei immagina che abbia sognato di vedere tanta gente nel corso dei secoli che diceva: patì sotto Ponzio Pilato, patì sotto Ponzio Pilato, e rimase spaventata. Ma Pilato cedette, lo fece flagellare sperando che questo fatto commuovesse la folla. Non fu così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù che ormai è consegnato ai soldati. Pilato ha ceduto e i soldati mettono in scena qualcosa di terribile, di umiliante. Gli mettono in testa una corona di spine. Immaginate il dolore che punge il cuoio capelluto, che subito sotto è pieno di sangue. E Gesù soffre. Poteva fulminare quei soldati, non lo fa. Perché? Per amore, per spremere dal suo cuore umano tutto l'amore possibile in modo che passasse, entrasse nella nostra storia l'amore di Dio. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che porta la croce sulle spalle e va verso il Calvario, sale quella ripida salita. Sicuramente è la croce che gli